Prevista invece per oggi la discussione sulla nuova legge elettorale regionale che dovrà affrontare anche il contestato emendamento del limite dei 2 mandati. Il servizio è di Alberto Bragaglia. Dopo l'elezione dei grandi elettori veneti, il dibattito sulla nuova legge elettorale è solo cominciato per poi essere rinviato a oggi. Necessaria per modificare alcune parti della vecchia normativa in contraddizione tra loro, la nuova legge però è diventata argomento piuttosto spinoso quando tra gli emendamenti è stato inserito anche quello che limita a 2 i mandati dopo i quali i consiglieri non possono più ricandidarsi, oltre alla doppia preferenza di genere. Fortemente voluto dal capogruppo di Forza Italia Leonardo Padrin, nella sua forma originaria l'emendamento prevede che già dalle prossime elezioni, tra pochi mesi, non siano candidabili coloro che hanno già fatto 2 mandati, e sono ben 27 i consiglieri in questa situazione. Nella Commissione Affari Istituzionali si era cercato un compromesso prevedendo che il primo mandato da cui partire per il calcolo fosse il prossimo e che quindi il limite venisse raggiunto eventualmente nel 2015. Padrin, che per parte sua ha già annunciato di non volersi più ripresentare, ha comunque ottenuto di riportare l'emendamento originale alla discussione e alla votazione del Consiglio intero, e la seduta che comincerà tra poco si preannuncia molto animata.